Nel momento della terza corsa, cavalli di 2 anni, non corre Ipocolorito, 1 Isola Cla, 2 Ilariaz, 4 Ienafi, 5 Intrepido Olm, 6. Johan Jet, favori proprio per Johan Jet, numero 6, Antonio Di Nardo in sediolo, macchina che accelera in questo momento, stacca con i due di Lorenzo Baldi, Ienafi e Johan Jet che lottano per la testa, che conquista subito Ienafi. Johan si accoda in seconda posizione avanti a Isola Cla. Ilarias più indietro in quarta, mentre ha sbagliato numero 5 Intrepido Olm, squalificato. I primi 200 se ne sono andati in 14,6, quartetto che procede incolonnato anche al completamento del quarto in 30 netto. Ienafi in vantaggio, nella scia Johan Jet, in terza posizione Isola Cla, poi all'esterno cerca di muovere Ilarias, dopo 500 metri di gara avanza all'esterno. Ilarias progredisce sul finire della piegata, intanto 46,1 il passaggio ai 600, continua a guidare Ienafi su Johan Jet, all'esterno Ilarias che lascia in coda Isola Cla. Se ne va un giro in 1-1,5 con Ienafi che conduce, Johan Jet in seconda posizione, all'esterno Ilarias e alla corda Isola Cla, non cambia nulla con Battistrada che completa 1 chilometro in 1:16,6, sempre in schiena, compagno di allenamento Johan Jet, mentre cala Ilarias, rimontata all'interno da Isola Cla. Siamo sulla curva conclusiva con i due allievi di Lorenzo Baldi in netta evidenza. Accenna a spostare all'esterno Johan Jet, poi aspetta ancora. Lo fa al completamento della curva. Prende spinta per portare l'attacco all'avversario. Lo scatto di Johan Jet. Cerca di difendersi Ienafi. Sul palo. Johan Jet passa di misura. E così è in plane per i due di Lorenzo Baldi, la vittoria però Johan Jet e Antonio Di Nardo che vince su Ienafi. C'è un bel 31 a chiudere, rivediamo l'arrivo con Johan Jet che riguadagna un'intera lunghezza abbondante anche e sul palo emerge di un'incollatura sull'avversaria. Plane dunque dei due allievi di Lorenzo Baldi, Johan Jet da netto favorito, Antonio Di Nardo in sediolo, Lorenzo Baldi al training per conto della signora Samantha Vitale.